Corrado Callegari, sempre stiamo ancora un po' sulla legittima difesa e poi ovviamente andremo anche su altro. Volevo fare solo un piccolo cappello sul discorso della cocaina, Sì, perché Lei è stato io ero parlamentare parlamentare giù a Roma quando certo. è venuto fuori il discorso di fare l'esame del cappello, e io mi ricordo che su 900 tra senatori e parlamentari siamo stati solo meno di 300 a farci l'esame, ma non solo. Di questi 300 solo 140 hanno dato l'autorizzazione, tra cui anche il sottoscritto, a pubblicare il risultato dell'esame. Quindi mi fa un po' sorridere adesso vedere ancora che affiorano questo tipo di... Lei è stato parlamentare in che anni? Sono stato parlamentare tra il 2008 e il 2013. 2013. Ecco, per quanto riguarda invece il discorso qua della legittima difesa, è evidente che quello che è venuto fuori è uno dei classici pastrocchi che vengono fuori dalle commissioni parlamentari che ci sono giù a Roma, perché è evidente, leggendo anche un attimo gli stralci del testo, che effettivamente lì c'è stato un tiro e molla probabilmente tra il PD e la PIE, e sono venute fuori queste cose qua che sono indecifrabili. Mi ha fatto così... sorridere quello che ha detto la Puppato e anche l'altro senatore della cosa, perché veramente si cade nel ridicolo su quello che dicono, perché anche il discorso dell'intrusione nella notte. La mia povera mamma, quando era ancora in vita, l'intrusione gliel'hanno fatta nel primo pomeriggio degli zingari che hanno sfondato la porta e sono entrati dentro, quindi non è vero il fatto che ti possono piombare in casa solo di notte, quindi diciamo che quel richiamo lì è una cosa che è del tutto assurda. E condivido quello che ha detto il professore qua di fianco e anche altri ospiti, nonché anche Zaia, che qua non bisogna stravolgere quelle che sono le figure, cioè chi subisce, che è la persona che è in casa, non può essere messa sullo stesso piano di chi entra, perché chi entra nessuno gli ha obbligato, non gliel'ha prescritto il dottore di andare dentro la proprietà degli altri. Quindi, pertanto, in un momento in cui ti succede questa cosa qua, uno non può avere la mente fredda di dire che cosa mi sta facendo questo, mi spara, mi rapina, cosa vuole fare. In quel momento là uno reagisce come gli viene da reagire, pertanto io ritengo che non possa essere perseguito sotto nessun tipo di vista, perché se uno ha la pistola può sparare. Io per esempio sono contrario ad avere le armi in casa, quindi non sparerò mai, ma magari può darsi che mi difendo in altra maniera, e quindi diventa anche assurdo quel passaggio dove dicono la reazione può essere misurata in base al turbamento. Ma cosa ne sai tu? Cioè, nel momento in cui vai in panico perché ti trovi questa gente che ti gira per la casa, che cosa fai? Cioè, no, è una cosa assurda. Adesso diranno la modificheremo al Senato, sono curioso di vedere che cosa andranno a modificare al Senato, perché adesso dietro le quinte ci sarà Alfano che se parla con Renzi e con gli altri cercare di modificare questa cosa che all'occhio di tutti voleva essere forse una mossa elettorale, ma è stato un boomerang. Non conosco molto la realtà di Padova, non conosco neanche Giordani, e comunque ovviamente da parte mia ci sono gli auguri di una pronta guarigione. Ovviamente dovrà pensare di più alla propria salute che non alla politica, perché la politica viene sicuramente dopo, anche perché nel pieno di una campagna elettorale di un comune importante, grosso, come che veniva detto che è quello di Padova, l'impegno di un candidato sindaco è molto forte, quindi bisognerà vedere nei prossimi giorni come sarà la sua situazione, però dal mio punto di vista, come vedo le campagne elettorali, io penso che a Giordani dovrà prendersi un periodo di riposo. So che Pipitone mi può guardare male, però di fatto che dopo, ovviamente dopo voi siete una compagine forte, vi metterete d'accordo, però io non vedo diciamo un suo recupero immediato nella campagna elettorale, anche se magari ha superato brillantemente l'ischemia. Tu hai detto che hai avuto in famiglia un'ischemia, io ho avuto anche mia mamma che ha avuto un'ischemia, ho visto un po' quelli che sono i tempi di recupero, ovviamente era anche più anziana
Sì, dipende di molto da giornali. tanti E dopo fattori. un plauso comunque ai vari candidati che hanno dato un attimo uno stop, e dopo dovrà essere valutato se questo stop sia più lungo o più corto. Non so se poi ci sia anche la possibilità di poter rinviare eventualmente le elezioni di qualche settimana. Questo mi pare possibile. Questo mi pare assolutamente possibile. Abbiamo 2 minuti, Callegari, se poi volevo dire qualcosa a Bellucco. Il mio pensiero, diciamo che sono molto contento che finalmente si muova la magistratura ad indagare, in questo caso sulle ONG, però il problema dell'immigrazione, il traffico, si svolge sotto vari livelli. Abbiamo i trafficanti che partono dall'Africa, che imbarcano questa gente, li fanno pagare perché c'è un giro di soldi che quantificavano una volta 4.000 euro a persona per viaggiare in barcone. E dopo il business che c'è dall'altra parte del mare nel nostro paese non è solamente quello del fatto che ci costano 35 euro, perché nel passato, prima che ci fossero i centri di accoglienza, molti di questi finivano nelle campagne del meridione a lavorare in nero, oppure finivano nelle nostre strade a spacciare droga, oppure ad esercitare prostituzione. Quindi vuol dire che dietro c'è una manovra criminale di alto livello con un business che è enorme, e il motivo per cui probabilmente hanno delle coperture anche politiche è perché evidentemente c'è tanta gente che è impestata all'interno di questo meccanismo, perché qua parliamo di miliardi di euro che non sono. Forse ci siamo dimenticati l'euro lire, cioè il volume di soldi, di denaro che gira intorno a questa cosa qua. Ed è per questo che non viene probabilmente fatto niente, perché ci sono i droni, ci sono i servizi segreti, hanno sbaragliato Saddam Hussein, Gheddafi e tutti i dittatori, e non sono in grado di capire o di denunciare da dove inizia questo traffico di merci umane.